Materialmente siamo andati a riqualificare alcuni spazi che erano utilizzati in modo diciamo non consono, quindi siamo riusciti ad esempio a utilizzare lo spazio che era dedicato alla vecchia mensa dei dipendenti comunali che si sono trasferiti in altra sede e abbiamo utilizzato quello spazio per avere un magazzino più ampio, per avere una zona dove andare a mettere le celle frigorifere in modo più funzionale rispetto al flusso degli alimenti. Abbiamo costituito una zona di lavorazione verdure che mancava e abbiamo reso un accesso agli spogliatoi del personale più funzionale rispetto a quello che era in precedenza. La zona lavaggio è stata spostata dalla zona di produzione, quindi è stata tolta questa promiscuità e la marcia in avanti, diciamo, delle merci, quindi tutto il flusso della derrata che arriva nelle cucine fino ad arrivare al prodotto finito che deve uscire, è stato in questo modo rispettato con tutti i crismi appunto dell'autocontrollo. Quanti pasti vengono prodotti qui? Allora, qui siamo in una media di 700 pasti al giorno, con punte in alcuni giorni oltre gli 800. L'anno scolastico a Sestri Levante inizia con un'inaugurazione, dunque di buon auspicio. Sì, sicuramente, è un anno che inizia con queste bellissime inaugurazioni. Abbiamo visto dei locali fantastici di questa mensa con delle attrezzature veramente all'avanguardia e sì, è di buon auspicio, nel senso che appunto una collaborazione tra la scuola chiaramente e gli enti locali e l'amministrazione è di fondamentale importanza per la buona riuscita del nostro lavoro, anche se vogliamo, perché la mensa comunque è uno dei servizi importanti per la scuola sicuramente. Certo. Quanti plessi ha l'istituto comprensivo? L'istituto comprensivo ha 11 plessi, quindi un istituto che come dire, si sviluppa in un territorio abbastanza esteso. Quanti iscritti? 1500 circa, considerando tutti e tre gli ordini di scuola, quindi sia la scuola dell'infanzia, la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado, quindi ho un po' tanti alunni da guardare, ma insomma comunque spero di riuscire in questo mio compito perché io lo faccio veramente con passione, quindi spero di riuscire bene a seguirli tutti.